Ci sono uomini che non muoiono mai veramente. Nicolino Selis è uno di questi. È stato l'8° re di Roma, naturalmente lato criminale. Padre padrone della banda della Magliana, boss trafficante, carattere tipico della sua terra, la Sardegna, duro, determinato, piccolo e testardo, ma grande nelle decisioni. Certo non è il più forte, ma ha una dote che pochi possiedono. Sa comandare, si muove con astuzia, prepotenza, stringe alleanze strategiche, mettendo a tacere chiunque tenti di pestargli i piedi. Eppure, come ogni impero criminale, anche quello di Selis è destinato a svanire. Nicolino Selis nasce a Siniscola nel 1952, ma già da ragazzino la sua casa diventa il Lido di Ostia, dove si trasferisce con la sua famiglia. È basso, tarchiato e ha un enorme fiuto per il crimine. Lo attrae come una calamita. Comincia con piccoli furti, poi rapine e droga, fino al salto di qualità, il racket. Viene arrestato per la prima volta a 20 anni per tentato omicidio, ma il suo carattere non cambia. La sua indole è sempre più indomabile. È il 19 settembre del 1973 e Selis, durante la detenzione nel carcere di Rebibbia, aggredisce una guardia penitenziaria, la afferra per le spalle, mettendole un braccio intorno al collo e tenta di strangolarla, mentre con l'altra mano, armata di un coltello, minaccia di ferire il sergente. Subito accorrono altri 3 agenti e il sergente riesce a salvarsi, ma Selis lo ferisce ad un orecchio e si scaglia contro gli altri 3. Lo spettacolo impressiona anche i più duri detenuti del Re Bibbia che lo guardano e pensano: è sardo, è meglio lasciarlo stare. Selis capisce una cosa: il rispetto non si chiede, si prende. Per seguire la storia completa di Nicolino Selis, seguici sul nostro canale YouTube.